stata un'interrogazione provinciale fatta dal consigliere provinciale Luciano Ceretta. Gli è stato dato del visionario, gli è stato dato dell'allarmista, perché non era vero che questo problema c'era, l'inquinamento da FAS all'epoca sembrava qualcosa veramente di surreale. Ci sono delle responsabilità politiche reali in questa vicenda, le ha raccontate Danilo. Noi come forza politica abbiamo provato a portarle, le abbiamo portate al Parlamento europeo con un'interrogazione parlamentare, la Commissione europea ci ha dato ragione, abbiamo cercato con i comitati no FAS a incidere sulla direttiva europea sulle acque, abbiamo chiesto limiti zero come c'è scritto sulle magliette insomma, di tanti di noi, però anche questo purtroppo, guardo Michela che l'abbiamo fatto insieme, siamo andati insieme a Bruxelles, a Strasburgo, anche questo purtroppo non è servito. Oggi che la regione dica che si costituisce parte civile è una menzogna che non vogliamo, non possiamo accettare. Qui in questa piazza ci sono tante persone con le quali abbiamo fatto questa battaglia, tante persone che non ci conoscono, tante mamme, ma io voglio ricordare anche i lavoratori della Michela, perché ci sono 170 famiglie che sono state mandate a casa, 170 lavoratori che sono probabilmente quelli che maggiormente, oltre che nella salute, sono toccati da questo problema anche purtroppo perché non hanno più lavoro. Non è accettabile che venga permesso alle aziende di venire nel nostro paese, di depredare i nostri territori, di inquinare, di sfruttare i lavoratori, di sfruttare i territori, le famiglie, poi andarsene, liquidare e dichiarare fallimento. Questa è un'altra responsabilità grande che ha ovviamente chi ha amministrato questa regione, ma anche chi amministra questo paese da anni. Quindi non solo contro i FAS per una questione di salute, non solo per la tutela dell'ambiente, ma anche per la tutela dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e anche per la tutela di tutti i diritti, perché abbiamo diritto ad avere l'acqua gratuita, abbiamo diritto ad averla pulita, abbiamo diritto ad averla sana e soprattutto le famiglie che ancora non sono allacciate all'acquedotto devono avere il diritto ad essere allacciate all'acquedotto ora, no come ha detto il consigliere, l'assessore Bottaccin giovedì, che non è vero che ci sono famiglie che non sono attaccate all'acquedotto. Lo sappiamo che ci sono famiglie che ancora non sono attaccate all'acquedotto, che hanno ancora il pozzo nella zona contaminata e anche per queste famiglie devono avere diritto ad allacciarsi all'acquedotto. Quindi ringrazio tutte le mamme che hanno organizzato questa manifestazione oggi e tutti quelli che sono presenti e ovviamente andremo avanti in tutti i modi e con tutti i canali possibili.